Un progetto che sta coinvolgendo le diverse chiese evangeliche che hanno aderito, su scala nazionale, dedicato a promuovere Cristo nella vita delle persone attraverso la proiezione di un film che parla di speranza. Si chiama appunto La mia speranza, in inglese My Hope, l'evento che in questi giorni di novembre sta tenendo banco su tutto lo stivale. In Italia sono oltre 1700 e in Sicilia oltre 350 le chiese impegnate in questa iniziativa promossa dalla Billy Graham Association, che prende il nome dal predicatore americano morto a febbraio di quest'anno, a quasi 100 anni di vita, che ha parlato di Gesù alla vita di milioni di persone in giro per il mondo. Tra gli aderenti all'iniziativa anche la Chiesa Evangelica Internazionale di Favara, che proprio in questo periodo festeggia anche il 22esimo anniversario della sua fondazione. L'evento My Hope e la proiezione del film La Croce avverranno questo sabato 17 novembre alle ore 20:30 presso i locali della chiesa di Via Spagna. Alla proiezione del film ogni chiesa sta organizzando un evento collaterale per l'intrattenimento dei presenti. La Chiesa Evangelica Internazionale di Favara proporrà un concerto. Questa iniziativa per i cristiani che si riuniscono in Via Spagna rientra nella 3 giorni organizzata per il 22esimo anniversario della missione di Dio affidata al favarese Giuseppe Dante, pastore della comunità. Il giorno prima, sempre alle ore 20:30, si terrà il concerto recital Time, scritto e diretto da Lillo Sorce, anche lui pastore della locale chiesa, uno spettacolo che vede una particolare scenografia realizzata in mapping 3D. Infine, domenica 18 alle ore 18, festa di celebrazione con rinfresco finale di dolci e bevande. Le 3 giornate sono tutte aperte al pubblico. La speranza dei credenti è che chiunque voglia partecipare possa essere divertito e benedetto dopo aver vissuto questa esperienza. Come ogni anno organizziamo questi eventi in occasione dell'anniversario della Chiesa. Il 16 faremo lo spettacolo Time di Lillo Sorce, un spettacolo multimediale che va avanti e indietro nel tempo, facendo vedere la storia un po' dell'umanità e dell'incisione anche del cristianesimo in questa storia. Il 17 ci sarà la proiezione di un film, The Cross, della Billy Graham Association, che è praticamente un grande uomo di Dio del XX secolo, vissuto 100 anni tra l'altro, ed è un video che tratta proprio la salvezza dell'umanità, come l'uomo può essere cambiato, trasformato per mezzo della croce di Gesù Cristo, ovvero del sacrificio di Gesù Cristo. Sarà preceduto da un concerto fatto dai nostri giovani della Chiesa, e quindi poi concluderemo con le celebrazioni la domenica 18 con una grande festa di celebrazione dove ci sarà un culto al Signore, anche delle testimonianze, e poi inviteremo tutti coloro i partecipanti a condividere con noi dei dolci finali e delle bevande. Quindi vi aspettiamo, vi aspettiamo, vi aspettiamo, non mancate, perché è una cosa molto importante anche per la nostra comunità favarese.